La posizione politica mi pare particolarmente interessante. Quindi chiederei, e mi farebbe piacere, che ci fosse sull'oggetto, quindi sul libro, qualche altro intervento. Ne chiamerei uno a caso, che è il professor Massimo Tomadutti. Professor no. Grazie. Non era previsto, grazie. Che dire, lingua veneta o dialetto? Io posso dirvi per quello che so che ho studiato, insomma, che c'è un testo fondamentale di Ronnie Ferguson, Storia della civiltà veneta, e fra l'altro lui dice, è poco noto perché anch'io, insomma, ogni tanto ingaggio qualche querela via Facebook o qualche italianista direbbe il professore, anzi adesso finalmente viene connotato simbolicamente come italianista colui che tende a negare lingua e cultura veneta. Ed è, Ronnie Ferguson dice una cosa abbastanza dirompente. Tra l'altro sarà uno di quei linguisti che la regione Veneto pare abbia indicato in un prossimo congresso. Ronnie Ferguson dice una cosa molto interessante e dirompente dal punto di vista antropologico e storico. Cioè che lingua veneta che cos'è? È una koiné non dialettale che esisteva molto prima anche addirittura del volgare antico fiorentino. È chiaro, come dice il professor Borsetto, che cos'è la lingua veneta? La lingua veneta era il veneziano, tra virgolette definito coloniale, che si espanse attraverso che cosa? Attraverso l'evoluzione storica e politica della Repubblica di San Marco. Prima in Dalmazia, fino ovviamente al Mar Ionio e all'Oriente, poi dal 1400 in poi, con la conquista dello Stato della Terra, fino a Bergamo. Poi ovviamente è una lingua che dopo si è imbastardata, fatta di gergalismi, di termini che comunque incontravano un volgare diverso, e progressivamente poi con la decadenza della Repubblica si è ulteriormente bastardata, ma la radice è quella veneziana che poi ha avuto delle evoluzioni storiche particolari, insomma. Ma è importante connotare che è come lingua. Qual è la differenza tra lingua e dialetto, no? Come dicevano molti parlati linguisti, cos'è? Un dialetto è una lingua che ha perso l'esercito e i soldati, perché è l'imposizione politica che fa di una lingua, di un particolare idioma, una lingua, un'esposizione politica come era quella della Repubblica. Poi ovviamente non solo Ferguson, per dire, ma ci sono altri testi, io, se avete l'occasione, vi suggerisco di leggere la bellissima introduzione di Mario Cortellazzo, il dizionario veneto del 1500, e lui spiega benissimo che cos'è il veneziano. Il veneziano è appunto una lingua perché è fatta di fonemi, di strutture idiomatiche non codificabili, non codificate, fatte anche di foresterismi, di gergalismi, di termini foresterismi, che appunto i veneziani, e questo è un problema che io avevo anche sottolineato quando c'era il problema della famosa assessora che li voleva codificare inizio Letti. Il veneziano non è mai stato codificato né codificabile perché fu una scelta precisa del patriziato veneziano. Non c'era bisogno di codificare una lingua che doveva essere per sua natura aperta ai traffici, al traffico, perché il mercante aveva bisogno di un idioma abile e flessibile nel commerciare, nel dialogare, e questa è la ragione per cui non fu mai stata codificata, e ne poteva essere anche codificata. Era una lingua aperta, era una koiné che si parlava appunto perché era funzionale allo sviluppo del traffico, del commercio. Il mercante che doveva andare in Oriente doveva avere un idioma che era pressappoco come il moderno inglese nostro. Anche l'inglese ha molte varianti, e questa è la ragione per quale il veneziano stesso è una lingua che difficilmente è codificabile. Poi adesso, non so, con la lingua veneta pare che la regione, insomma, troverà i metodi perché possa essere codificata. Questo è un problema che poi risolveranno i linguisti. Quello che è importante sottolineare è che comunque è una koiné
che se c'è, dice Ferguson, se c'è una lingua unitaria, questa è proprio quel di Veneto, nel senso che noi ci figuriamo le differenze fra il parlare di un rodizino, un parlare di un bellunese o di uno dei Cortina o di uno dei San Donato, mentre invece dal punto di vista linguistico questa qui è proprio una coinè che ha una radice plurima e non codificabile, ma appartenente a un ceppo originario linguistico. Ecco, questo era quanto, insomma, occorre dire, insomma, il Veneto è una lingua a tutti gli effetti dal punto di vista linguistico. Poi il problema della codifica è un problema posteriore. Bisognerà trovare un criterio, insomma, per i linguisti della regione Veneto che saranno chiamati a operare e troveranno una maniera. Importante dal punto di vista dirigente trovare, come appunto dicevo l'inglese, che un stesso termine Veneto può essere utilizzato con più varianti, ecco, a questo punto qua. Ma comunque questo è quanto. Grazie. Bene, grazie a Massimo. Mi pare che questa sera c'è stata una carrellata di emotività, un po' di politica e un approfondimento, mi pare, importante per quanto riguarda la nostra lingua. Ecco, adesso porto i saluti di Piero Pazzi, il quale è dovuto andare via, che aveva un impegno urgentissimo, e quindi passerei la parola al nostro gentilissimo ospite Jacopo Nani Mocenigo e altri cognomi che non ricordo mai. Grazie a tutti di essere stati qui. È stata una cosa interessante, ma soprattutto interessante portare nelle nostre case e nelle case dei nostri amici questo vocabolario. È importante, facciamo conoscere la nostra lingua. E sul discorso della coinè, è vero, io considero tutto il Veneto con le sue differenze linguistiche, con la sua differenza di esposizione, ma anche di termini, ma anche proprio di grammatica probabilmente. Io lo considero un insieme. Ho solo 43 anni, la mia prima fidanzata quando ne avevo 16 era a Pezzana e parlava veneto, non era il mio, non era il mio, era un'altra roba, però al tempo lo trovavo molto sexy, dai, quantomeno. Le capivi bene? Lo capivo benissimo, però, a parte qualche termine, cioè, non so, mi facevo manca e la faceva Plau, però vabbè, come ho capito cosa c'era, la Santa Scuola, basta mettersi d'accordo. Basta andare a Murano. Le padovane, non so, fidanzate veneziane naturalmente, mi manca la Vicentina, però rimedieremo. Non ho mai avuto problemi di lingua, non ho mai avuto problemi di non capire. Ogni tanto ho fatto fare finta di non capire, ma quello è un altro discorso. Nel senso, il ceppo è quello, il veneziano è la lingua che ha dato origine a tutte le altre. L'elasticità era fondamentale. L'elasticità era una cosa fondamentale, ma perché era la lingua del business, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. È il traffico. Popoli anche diversi, perché quando tu vai a trattare fino ai Dardanelli, vai a trattare a Cipro, vai a trattare a Tripoli, cioè, non è che puoi pensare che siamo qua e parliamo la lingua nostra. E anche la ragione per cui non fu mai codificato un diritto. Assolutamente no. Esatto. Su questo proposito io volevo togliarvi, ma non lo farò. Cioè, ho tirato fuori un bel capitolare di Andrea Mocenigo. Andrea Mocenigo, 1428, buon governo delle galee. Descrittivo veneziano. Con questo la più potente flotta mercantile che al momento non si conosceva comandava tutta la sua flotta, e ci sono tutti i segnali per i fani, ci sono tutti i segnali per i fuochi, per tutto, su come prendere battaglia di notte, su come prendere battaglia del giorno, su come mezzare, su come entrare nei porti, Anche il Vito, no? il Vito e le pene monetarie per chi giocava, per chi giocava con le armi.
armi, per chi scendeva a terra con le armi e tornava senza, perché scendeva a quello. O l'avevo trovato in Marzana. Era tutto. E insomma, 1428, all'epoca il Veneto, non c'è scritto in un'altra roba. E questa, e fine le galere veneziane, non che c'era solo i veneti. No. Non c'era solo i veneziani, No. si interzava in Dalmazia, cioè Istriani. gli istriani, che c'era di tutto, ma lo capiva tutti, e questa c'era la legge, ed era la legge della più potente marina mercantile del tempo, almeno di quella che faceva il business più grosso. 1428 siamo all'inizio dello Stato della Terra, Samordiane, appena cominciare, insomma. Ma anche a Lissa comunque parlavano, perché Lissa, quello era una bella guerra. Gli austriaci si chiamavano da Tama, ma perché? Ministro Veneto. Perché per forza. Ma come ti fa a comandare una flotta nel Golfo di Venezia, dove tutti parlano veneto senza dargli ordini in veneto? Nonostante fosse il tedesco, lingua ufficiale era 48 in Assolutamente, ma da che dentro Beppi che gli mandiamo a fondi, insomma, se passa la storia, insomma. Questo è il discorso. Cosa? È una lingua franca, No, è una lingua franca ed è la lingua avevo del proprio mare. un E estratto. questo noi dobbiamo conservare. Poi all'inizio del 1400 cominciano lo Stato di Terra. Adesso non mi ricordo, adesso dove l'ho anche messo arriva anche Udine, perché è lì, Pescatore, c'è lì, arriva comunque te l'ho ovunque. sì. Più che per volontà nostra, tutto sommato per necessità, tutto sommato, perché la grandezza degli eserciti degli stati esteri stava diventando talmente grossa che il cuscinetto di terra ci serviva. Se non ci fossero stati gli austriaci, i francesi, probabilmente non l'avremmo neanche fatto, tutto sommato. Cioè, no. Il Triveneto, quello che noi chiamiamo Triveneto, convergiava già tramite Venezia. Non avevamo bisogno dello Stato di Terra, lo Stato di Terra era il cuscinetto, perché purtroppo gli eserciti che arrivavano non erano più eserciti sparpagliati e mal organizzati, erano cose mastodontiche e serviva Una cinta di sicurezza. Serviva una cinta di sicurezza, un cuscinetto di terra che ci parasse. Raramente, poi vedi le fortificazioni, Palmanova è un capolavoro di fortificazione, ancora tutt'oggi. Ma anche a Bergamo è mura. Anche a Bergamo. Cioè, il concetto che però dove arrivava la Serenissima non c'erano mai grandi casini, probabilmente li abbiamo avuti in Veneto, abbiamo avuti con Padova, con Treviso, dove c'era una rivalità veramente enorme. Carraresi. I Carraresi, usciti, arrivati a Brescia, a Bergamo, cioè, erano tutti abbastanza contenti, avere i veneziani voleva dire aver mercato, avere tutto, cioè non era un dettaglio. Poi vabbè, i bresciani c'erano questo problemino con Milano, per cui per andare sotto Venezia c'era solo che contenti. Però la diffusione della nostra lingua è passata per il traffico commerciale principalmente, non è mai passata per un'invasione aggressiva, anche perché se c'era una cosa che la Serenissima comunque non piaceva era l'annessione forzata. Non avevamo esercito. Non era le nostre cose, a noi servivano i porti, noi servivano gli scali commerciali, noi servivano ma noi quello volevamo fare e quello abbiamo sempre fatto e abbiamo insegnato al mondo a farlo. E con questi traffici se n'è andata avanti la nostra lingua. Che oggi è la lingua di un territorio. C'è il problema del bergamasco, mi rendo conto che pensa Jacopo che nel 1888 Piero Foscari che faceva la carriera, insomma era imbarcato, no? Dopo il famoso gruppo imperialistico veneziani Foscari, Volpi e Grimani, lui fece un viaggio nel 1888 e sbarcò in un'isola greca, adesso non mi ricordo più il nome. E un greco lì diceva, andava a vedere una casa e c'era le tazzine con tutti i dogi disegnati. Gli ho detto, ma cosa fa? E mi so fio de pare greco, de mare greco in veneziano. Quindi pensa a te, c'era 1888, c'era già un greco che parlava veneziano a Sira. Le isole, insomma, cioè, Mare Egeo. Io ricordo sempre quello che diceva, insomma, quello che è stato detto per tenere la lotta del mare, per togliere le cambia,
per volere di Dio e per diritto di natura, cambia veneziana, insomma, non c'era da discutere su queste cose, poi le cose non sono andate così, insomma, il Morosini ha dovuto lasciarli, vabbè, e anche tenere da solo il più grande esercito del mondo nel momento era difficile, insomma, anche noi, cioè. Cioè 10 a 1. Comunque sì, ti dicevo, Proporzione. esiste sto modo di dire, insomma, non è desueto comunque, ma che è capire il Bergamo, che quando Bergamo entra a far parte, diciamo, del nostro entourage c'era qualche difficoltà a discutere con i bergamaschi, proprio perché la lingua non batteva, proprio non ci si capiva. Per cui quando si viene a sapere, si viene a capire delle cose abbastanza celate o comunque delle cose a Venezia si dice ho capito il Bergamo, sono riuscito a capire una lingua che solitamente non capisco. Però loro si sono adattati e sanno ancora il leone. La nostra è una lingua franca, è una lingua che ha unito popoli anche non sempre uguali, ma ne ha condizionato la storia. Ne ha condizionato la storia e come tale sono diventati popoli veneti. E il Manzoni che nei suoi Promessi Sposi dice di là e di là sono terre di San Marco. Cioè, e siamo sul lago di Como, comunque non siamo abbastanza in alto. Per cui questo riconoscimento che noi vogliamo a tutti i costi non è un riconoscimento linguistico, è sì un riconoscimento linguistico, che deve esserci, ma è un riconoscimento di popolo, è un riconoscimento delle genti e delle genti venete che non usano lo stesso idioma, non usano gli stessi modi di dire, usano un veneto diverso da ogni parte. Beh, lo vediamo già, insomma, già tra Venezia e Ciosa, che comunque Venezia e Murano. Basta. Venezia e Murano. Come capiscono l'Appezzano, come capiscono l'Idotto. Secondo me. E come lui capisce lì. Ricordi la Ciosa? Fanno parte di una galassia veneta che ha anche nel modo di comportarsi e nel modo di vivere delle persone il suo culto non è la lingua, perché poi vediamo Giovanni può anche dirmi deriva dal genovese di Castello, la parola del non sono uguali. Che me ne dica, uno che se ne intende può dirti da che sestiere viene, si sente. E ciò, e cos'è? Non sei veneziano? Cioè, quelli di San Polo e quelli di Sant'Elena non sei veneziani? Sei veneziano? Non sei uguale, ci sono state dei modi di fare e di dire che ci sono state delle persone, soprattutto dei veneti, che ha utilizzato determinati idiomi e la gente li ha seguiti. Allora, quando l'Accademia non si può della salute, e mi spiace. E uno che ha orecchio li sente queste robe, sente questa differenza. Ma cosa sei? Non sei veneziano? Sei veneziano. Per cui tutta questa cosa e la grafia, ho la fortuna di avere una folta documentazione che li ha già nei secoli. La grafia scritta è tutta un'altra roba, non entra niente, cioè, non stiamo a inventarsi le nuove, lei, cioè, non serve, cioè, abbiamo sempre scritto, cioè, non che se non è S, facevamo tutto con le F, per questioni tipografiche presumo proprio. No, se siamo mai fatti questi problemi, non andiamo a fare la separazione dall'italiano perché vogliamo noi essere differenti. La nostra lingua è differente perché è diversa, è nata in maniera diversa, si è sviluppata in maniera diversa.